A Morgan di Trichiana, nell'azienda di Manuel Battiston, che ha praticamente potuto appurare ieri la decimazione degli asini di sua proprietà, che teneva proprio all'interno di quel recinto che vedete protetto dalle fettuccine elettrificate. Qui ci sono le orme, i segni del passaggio di un branco di lupi che ha attaccato tra domenica e lunedì Manuel, vicinissimo alle case. Eh sì, purtroppo sì, questa volta è proprio vicino alle case dove ci sono parecchi bambini e questo è il problema. Per l'asino dispiace, però abbiamo più che altro paura. Questa mattina il sopralluogo del veterinario che ha prelevato i campioni della carcassa dell'asino e degli agenti della polizia provinciale che hanno stilato il verbale, l'ennesimo di una serie di predazioni in comune di Trichiana. L'asino era un esemplare albino ed era stato acquistato 4 anni fa alla fiera di Santa Lucia di Piave. È un problema, come ripeto, per i bambini, le famiglie, si sta avvicinando troppo vicino alle case. Qua c'è sotto qualcosa, qualcuno comoda, questi lupi, sta creando posti di lavoro, contributi, a qualcuno va bene che ci sia il lupo, secondo me. Il 17 di settembre l'incontro atteso in prefettura, convocato dal prefetto Esposito per fare il punto della situazione, ma si stanno mobilitando in queste giornate sia gli allevatori che le associazioni di categoria che gli stessi amministratori pubblici, sollecitati a garantire la sicurezza di questi territori.